Ripartire a luglio in zona bianca con il Green Pass, ma con eventuali differenziazioni tra esterno o interno e in questo caso con capienza ridotta. È quanto è emerso dall'incontro al Ministero della Salute tra i gestori delle discoteche e il sottosegretario Andrea Costa, ma che non soddisfa il sindacato per determinati motivi. Noi avevamo chiesto alcune cose, il CTS proprio ieri insieme al Ministro Speranza ci hanno negato alcune richieste, ovvero sia ci hanno detto che all'interno dei nostri locali, soprattutto ai locali al chiuso, ci sarà una limitazione del 20%. Noi avevamo chiesto chiaramente la possibilità di non usare la mascherina perché poi diventa una gestione abbastanza difficile e complessa e poi vediamo nei vari social scene che non sono adeguate, per cui c'è questo contendere al tavolo della trattativa appunto con il Ministro Speranza e CTS con il nostro sindacato e stiamo cercando di riuscire a mediare nelle posizioni. L'obiettivo è di ripresentare al CTS un protocollo che contenga queste disposizioni entro un paio di giorni affinché sia valutato a breve. Ciò che il sindacato chiede è molto chiaro. Noi non vorremmo nessun contingentamento e non vorremmo l'uso della mascherina perché sappiamo che poi è di difficile applicazione.